Bentornati in diretta con Di Sabato Pomeriggio e andiamo con la rubrica, quella che amo in modo particolare, l'emigrante. E oggi sono qui con un emigrante che arriva da relativamente vicino, perché insomma sempre campano, quando arriva la Campania un po' ci sta. Lui è un regista, si chiama Angelo Antonucci ed è qui con me. Pensate, alla vigilia, dico la vigilia, in realtà già è successo qualcosa ieri, ma lo raccontiamo subito dopo, alla vigilia di un evento importantissimo e mandiamo subito un trailer di una cosa. Vai, vai. Hegel aveva detto: possiamo essere liberi solo se tutti lo sono. Vuol dire che non esiste la libertà personale senza la libertà del popolo. Che nonostante abbiano incarichi ufficiali di alto livello, non hanno mai avuto il coraggio di dire una sola parola. I rapporti con il padre sono molto tesi. Si scontrano perché sono uguali. Colpa mia, avrei dovuto fermarlo. Non ci fermiamo, dobbiamo arrivare a Roma. Ci vorrebbe una rivoluzione repubblicana. Che schiava di Roma, e Dio la Goffredo e l'Italia chiamò, è l'ultima tua fatica. In realtà ieri sera stavi a Civitavecchia sì, e, esatto. e lunedì sarai Roma, al Cinema Farnese, sì, dove c'è proprio il debutto, quello ufficiale, con tutti gli attori importanti. Che attori c'è qua? C'è Maria Grazia Cucinotte, me lo ricordo, l'avevo sì, scritto, poi Stefania Sandrelli, poi Emanuele Lizia Riotta, Francesco Baccini, insomma. Francesco Baccini che abbiamo visto alla fine, sì, è vero, sì, mentre canta. Lui interpreta il ruolo del musicista dell'inno, colui il quale ha composto le note dell'inno di Mameli, perché Mameli ne ha scritto Novaro. soltanto il testo. Lui esatto. quindi interpreta Novaro. Michele sì. Novaro. Allora, io per studiare la tua vita, hai fatto delle cose interessantissime e poi alcune proprio mi sono vicine e ho scoperto tante cose sul libro di Mameli che non conoscevo, che poi adesso mano a mano ci arriviamo perché voglio raccontarti e poi torniamo a questo ultimo tua fatica in realtà. Sì. Da quanto tempo però ci lavori? Perché non credo che questa No, sia una cosa nata così, no? No, assolutamente, già solo l'impegno di fare un film storico presuppone una preparazione. Però forse a volte hai più spunti, nel senso che poi hai dei dati storici dai quali sì, non ti puoi, come dire... No, forse è una maggiore fatica quella perché appunto sì, bisogna poi attenersi molto agli eventi storici realmente accaduti rispetto invece a un film di pura fiction, di finzione, dove puoi spaziare di più. Esatto, no? Invece, però magari ti puoi perdere in quello. Sì, infatti sicuramente dei riferimenti in un film storico ci sono. Io ho realizzato anche un po' di anni fa un film con Franco Nero e Anna Galiena sulla storia di Massaniela. Ce li tutti, sei preparatissima, perfetto. Ce li tutti perché io ti devo raccontare. Andiamo subito con la prima fotografia, così sì, raccontiamo. Tu arrivi da un posto meraviglioso sì, e siccome non mi hai mandato foto come volevo io, non mi hai mandato la foto nuda sul letto, quella di 1 mese e mezzo, sai? E allora questa l'ho messa al posto di... Tu arrivi da Caserta, ma da Caserta, Caserta? Sì, io sono di Caserta, diciamo ovviamente la mia famiglia ovviamente
Ha anche abitato in zone vicinissime, Caserta, un paese che si chiama Casagiove. Casagiove, Sì, Caserta, io sì, mi ricordo qualcuno, attaccatissimo. mi ricordo un personaggio di quel posto che ti ricorderai anche tu, che aveva il vigile luminoso. Ah, sì, certo. Si chiamava Concetta Mobile, sì, che certo. secondo me è un personaggio mito, che se ci fosse stato oggi sarebbe stata la regina Sì, mi dei ricordo un po' di anni TikToker, che fa. non so, È vero, queste è vero, cose hai qui, ragione, sì, è perché vero. già all'epoca che non c'era tutta questa... social, certo. Esatto, È e vero, lei era sì. proprio e stava proprio a Casagiove, Sì. Caserta, mi È ricordo, vero, e diceva mi il ricordo. vigile luminoso. Brava, sì. Andiamo con un'altra fotografia, così andiamo subito a scoprire un po' di te più a fondo. Ecco Ho qua. fatto un piccolo salto. Sì, qui... Chi sei di questi giovanotti? Guarda, più o meno a centro, a destra, 2 dopo il cartello quarta A, quello accanto al ragazzino con gli occhiali. Che bambino sei stato? Guarda, devo dirti, a scuola, allora, mia mamma insegnava nella stessa scuola, mi ricordo. Quindi eri un po' coccolato. Ma no, mi ricordo che mia mamma, praticamente io mi accompagnavo all'asilo a fianco, avevo 4 anni e mezzo, così. Io piangevo che invece volevo andare nella scuola della prima elementare, insomma. Tant'è vero che mia mamma proprio persa, si rassegnò in qualche modo, la primina? Sì, la primina, a 5 anni, proprio iniziato il percorso scolastico. Quasi tutti i figli delle maestre fanno È vero, le sì, primine, ma per disperazione, perché mia mamma non mi poteva più vedere piangere prima di portarmi all'asilo, quindi mi iscrisse al primo anno. Andiamo con un'altra fotografia. Ecco qui qua. abbiamo fatto un piccolo salto. Sì, qua siamo già alle scuole medie. Sì. Io sono quello a centro con il vestitino, cioè il maglioncino beige. Questa è la scuola media, tra l'altro con alcuni di loro sono ancora in contatto. Sempre a Caserta questo? Sì, anche se io abito a Roma ormai da più di 30 anni. Lì siamo ancora a Caserta, sì, poi se ci non mi sbaglio arriviamo era a la come Bazzia sei. di Montecassino, credo, alla sì, una gita Una scolastica, volta sì, si esatto. queste belle gite si andavano a sì, fare, molto no? carine, sì, era un momento anche di un'aggregazione un po' diversa dalla classe, quindi era un momento anche di divertimento, relax, insomma, era bello, bei ricordi. Poi queste gite, voglio dire, poi quando uno le fa, come detto, si saldano anche i rapporti, certo, sì, e poi nel tempo uno rimane amico con quel ragazzino, sì, e quando lo rivedi ti riporta in un mondo, tu che fai i film. Sì, sicuramente i ricordi ci sono, di tanti episodi uno poi riporta. Andiamo con un'altra fotografia, così abbandoniamo in qualche modo questo periodo scolastico. Questo è il liceo scientifico Diaz di Caserta. Ho scelto questa foto, che se non mi sbaglio è del 3° anno, perché allora qui dove sono il quarto da sinistra, il più piccolo ovviamente, perché certo, ero il sempre più un anno in piccolo meno, che a per un dato di quell'età un anno fatto. in meno è tanto, poi per i maschietti sì, sì, perché le femminucce sviluppano un po' È vero. prima, i maschietti verso i 50-60 anni sviluppano. Devo dirti, no, questa è una foto a cui tengo molto perché praticamente ci sono tutti. Purtroppo in quella terza furono alcuni, diciamo, bocciati, mi dispiace dirlo. E ne tu non sei stato bocciato? No, ne rimanemmo molto pochi. Non ti pochi. sei messo a pari? No. Sì, avrei potuto, così recuperavo gli anni di anticipo, però siamo rimasti una quindicina, poi alcuni anche che non hanno seguito con noi il 4-5 anno, siamo rimasti comunque in contatto, in amicizia, però rimanemmo veramente fino al 5° anno quasi la metà di quelli che vedi. Però insomma poi Ma ognuno... voi fate queste cene dove vi incontrate? Ma diciamo che purtroppo ognuno di noi vive un po' anche lontano, però ci sentiamo, ci scriviamo, questo siamo rimasti ancora... Credo che molti loro mi stiano seguendo oggi. Dai, allora li salutiamo tutti. E andiamo con un'altra foto, questa foto è importantissima, Vediamo. Credo per te, spero di aver scelto bene. Perché il cinema nella tua vita da sempre. Certo, sì. Quando hai iniziato a sognare il cinema? Perché a casa tua nessuno si occupa di cinema. Assolutamente no. Però mi ricordo che sia le mie sorelle che mia mamma mi dicevano che quando per esempio pomeriggi estivi mi addormentavo un po' sul letto, così no, come succede un po' dopo pranzo, uno si riposava un po', io mi venivano anche la mattina presto, mi venivano a svegliare, dicevo no, non mi svegliate che sto vedendo un film, sto creando un film, ma quindi proprio da piccolo, da sempre, sì, ho voluto sempre fare solo questo lavoro io. Assolutamente sì, mi sono sempre molto dedicato, fin da piccolo. Poi a un certo punto tu ti laurei. Sì. Filosofia, leggo, e ricerca psicologia del cinema. Quindi sì. proprio i tuoi studi sono indirizzati al cinema, ma già un po' frequentavi l'ambiente cinematografico oppure contemporaneamente facevi quello e quello? Guarda, io in realtà ho avuto la fortuna di fare un mio primo film, si intitolava Strade e le scelte della vita, che poi ho acquisito dalla RAI,
e avevo 23 anni. Questo film girato in pellicola, oggi è una cosa che ormai non si usa più, si usa solo il digitale. E poi nel frattempo ebbi la fortuna di conoscere Nino Manfredi. Guarda, ci saremo arrivati, non so se è la Già è prossima pronta foto, ma può la essere, ci foto. dovrebbe essere una foto, non so se è quella Sì. proprio, però non c'è, eccolo. Ah, perfetto, sì, sì, qui è un ricordo bellissimo. Qui quando l'ho diretto nella fiction di Mediaset, Dio ci ha creato gratis, con Leo Gullotta, è andato in onda su Canale 5, lo mandano sempre in replica tantissimo. E devo dire è stato un po' lui il mio scopritore, perché io... Quindi tu prima fai questo film da solo? Sì, e con Lui non c'era una produzione ancora. indipendente. Poi lo cerchi tu a Nino Manfredi? Guarda, contemporaneamente a quel film già ci frequentavamo perché lui mi fece fare l'assistente alla regia in alcuni suoi film per la Rai. Però tu l'avevi cercato? Sì, sì, l'avevo cercato. Perché era venuto a Caserta a fare qualcosa e tu Esatto, l'avevi bravissima. cercato. Sei molto informata, veramente complimenti. E quindi Ti ho detto alla fine mi prende come sceneggiatrice. Sei bravissima, sei bravissima. E non te lo devo dire io, insomma, ho acquisito. Grazie. E quindi sì, ebbi modo di contattarlo su anche, devo dire, ispirazione di mia madre, perché disse, guarda, ho visto un'intervista di Manfredi, perché sai, io cercavo di entrare in questo settore, perché non provi a contattarlo? Lo contattai e lui mi... Come l'hai contattata? La curiosità, cioè cosa hai fatto? Hai telefonato a No, qualcuno? guarda, una lettera. E non esisteva nemmeno la posta prioritaria. Quindi una lettera normale. Se ti devo dire, visto che un regista vive molto di immagini, io mi ricordo perfettamente che con la bicicletta arrivai fuori l'ufficio postale di Caserta, allora abitavo lì, con la ho buca imbucato, rossa. c'era scritto locali e Esatto, sì, c'erano fuori i città, due buche. vero? Fuori città, Sì, cose sì. del genere. Per i ragazzi oggi è fantascienza. Quindi imbucai questa lettera e senza dirlo a nessuno, non avvisai nessuno. Arrivò una chiamata a casa, rispose mia sorella, stava svenendo, disse Nino Manfredi. Che c'era scritto in questa lettera? È la mia passione per il cinema e che speravo che lui, avendo intuito attraverso i suoi personaggi, era una persona molto generosa, affettuosa, mi potesse dare qualche suggerimento. E lui ti ha chiamato? Sì, sì. E ti ha lasciato il telefono, lui ti ha chiamato, sì, vi siete assolutamente conosciuti. sì. Pensa anche lui che è grande, perché Certo. questo, guarda, è un grande atto di generosità È che vero. secondo me chi è adulto e lo può fare, lo deve fare sempre, perché aprire la porta ai giovani, secondo me è un modo anche per restare immortali, per essere immortali, indipendentemente dai figli, perché tutti possono essere in qualche modo figli, no? Certo. E lui con te ha fatto questo, Sì, insomma. abbiamo scritto anche una commedia teatrale insieme. È stata un'esperienza di vita e Quindi tu con lui professionale inizi a fare altissima. prima un po' d'aiuto regista. Sì, assistente addirittura, ancora un gradino sotto. Quindi penso l'emozione, no? Vabbè, certo, tantissima. Contento, ovviamente. Voglia, ma... E poi invece fai questa mini fiction per la Rai. Beh, Mediaset. Per Mediaset, ti avevo subito portato in Rai, vabbè, tanto già c'eri stato in qualche cose, modo. sì. Sì, con un film, ma con questa fiction arriva da un libro che ha avuto un successo incredibile. Io lo cercavo perché ce l'ho a casa, l'ho cercato per 2 giorni, poi mi sono resa conto che avevo quell'altro, il precedente, io speriamo che me la cavo. Invece questo qui, se mi di Marcello Dorta, dalla regia, se mi arriva, mi arriva, l'ho portato perché mi sembrava Dio ci ha creato gratis, che è il sequel in qualche modo. Sì, il sequel che ha venduto quasi 800.000 copie. Io vorrei raccontare brevemente come è nato, perché un mio amico di Aversa, vicino Caserta, abitava ancora in zona in quel periodo, mi chiese di scrivere in occasione del 1995, del centenario della nascita del cinema, un articolo sul cinema, e guarda caso nella pagina dopo questo mio articolo c'era un articolo di Marcello Dorta. Lui è stato un insegnante per tanti anni, proprio di scuole, quindi un collega di mamma. Esatto, di mia mamma, esatto, ora non si conoscevano in istituti diversi ovviamente. E quindi ebbi lì l'intuito di dire sì, però io mi ricordo che Marcello ha scritto anche altri libri e l'ho contattato anche lì sempre molto per spirito di iniziativa alle stelle, c'è anche l'entusiasmo, no, giovanile. Che segno sei? Perché noi abbiamo dopo l'oroscopo con Massimo Bomba, magari comunque cerca di capire... Sono Leone, ecco, vabbè, ascendente questo lo so pure io allora, Bilancia. vabbè, lo so anche io, lo so anche io, che Leone, insomma, intraprendente. Diciamo che raramente mi lascio fermare dagli ostacoli o da situazioni puoi avere una contrarie. E lottare per quella passione, secondo sei stato un fortunato nella vita, lo sai? Sì, certo, anche con molto impegno però, devo dire la verità. Io dico che avere una passione è una fortuna, poi è l'impegno e quello è tutto merito tuo, per avere una passione è importante. C'è gente che non ha passione per niente, è vero. Anche per una cosa la più stupida del mondo, per una passione. Sono d'accordissimo. Quindi mi stavi raccontando del libro, quindi del lì Marcello ebbi Dorta. l'intuizione di scrivere una storia, poi dopo contattai Marcello Dorta, dissi ti interessa poterne fare una fiction, e da lì poi è nato tutto il progetto con Manfredi, che
siccome io l'avevo aiutato, vedi come la generosità, a scrivere gratis, ma l'avrei fatto comunque gratis. Certo. Una commedia Confidenze d'attore che purtroppo non è riuscito a mettere in scena, però è la sua vita, veramente l'ho aiutato tanto e lui l'ha riconosciuto. Disse assolutamente Angelo, tu il primo film che farai mi chiama e me lo vengo a fare. Dai. Quindi veramente partecipò. Io poi me la ricordo la fiction, Sì, l'ho sì, vista, andava anche ha molto avuto bene, molto va successo. sempre in onda, arrivano sempre le repliche. Sì. Molto successo, Un'ottima ma la esperienza. notorietà arriva con questa fiction, dai, per te arriva Sì, un po'. diciamo la soddisfazione di fare... Beh, anche un po' la notorietà, perché Sicuramente comunque sì, tu hai fatto tante cose, cioè noi siamo arrivati qui perché chiaramente siamo in televisione e abbiamo poco tempo, però voglio dire anche dirigere un Leo Gullotta, Sì, insomma, certo, no, sì, sì, come no. sono artisti di un certo calibro, ti ha dato sicuramente, Sì, sì, come dire, uno scambio di anche la artistico carica umano, per certo, continuare, certo. dire, vuol dire che sono sulla strada sì. giusta, perché poi in questo ambiente lo sai, lo sappiamo tutti, non si arriva mai, magari fai una cosa e poi il giorno dopo ti Certo, ritrovi a ricominciare da assolutamente capo, sì. però ti dà quella carica per dire in qualche modo Sì, sulla se sua... un attore importante ha la fiducia di farsi dirigere da me quasi esordiente in quel periodo. Esatto, io poi tu mi hai mandato tante foto con artisti Mhm. importanti, se mi mandi gentilmente la foto dalla regia, se mi mandi l'altra foto, Ti così... dico, non mi ricordo nemmeno quali ti ho mandato. No, Quindi... non ti preoccupare, Ok, io ho cercato di sistemarle, oddio, ho dato un tempo, spero di Grazie. aver come hai dire, fatto benissimo azzeccato, tutto, sì. perché... Fabio Testi e Clarissa Bart, sì, sono loro. Questo in che film è? Questo è un film girato più per il mercato estero, si intitolava Under the Sky, sotto il cielo, insomma, una storia insomma, un po' dei giorni nostri, di ragazze che aspirano al mondo dello spettacolo, però poi parto da quello per raccontare un po' le loro vite, insomma, quindi non era una commedia, ma un film un po' introspettivo anche. Un po' francese. E volendo, sì, mi piace molto il cinema francese. In E alcuni invece punti. quest'altra foto che è stupenda, Sì. non perché le prime... Ah, grande Sordi, eccolo qui, grande Alberto. Che occasione questa? Allora, Alberto Sordi aveva girato il suo primo film da protagonista nella Reggia di Caserta, che si intitolava I Tre Aquilotti, questo film, e quindi io gli assegnai, essendo di Caserta, il premio Reggia d'Oro. E quindi lui, ecco, di Alberto Sordi ci tengo a dire questo, salimmo sul palco insieme, io come direttore artistico di questo premio e lui che doveva riceverlo, insomma, così. E una volta che prese questa targa molto bella, una reggia stampata su una foglia d'oro, insomma di metallo molto bella, e disse Angelo, tienilo un po' tu, ti porterà fortuna. Questo è molto bello, me lo Hai ricordo trovato ancora. comunque personaggi generosi. Sì, è vero, sì. È un po' magari uno anche come si pone, perché poi Cioè, quello bravissimo, sì. ha il suo perché. E invece Sicuramente andiamo sì. con un'altra foto, un'altra grande del cinema, insomma, comunque di un periodo Ah, storico la importante. Pampanini, sì. Qui ero direttore artistico di un festival di cinema giovane e Simona Pampanini fu premiata come alla carriera. Alla carriera. Sì. Andiamo avanti con le foto perché il tempo mi vola e io non me ne accorgo, vi fanno cenni che già siamo... Questo è Philippe Grande Philippe Leroy. Leroy, diretto nient'altro che noi. E poi andiamo con un'altra foto così cerchiamo di arrivare a un premio. Questo è il premio al Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che è il secondo festival più antico d'Italia dopo quello di Venezia. Qui il premio mi fu dato come miglior film per Amore e Libertà a Masaniello. E questa dovrebbe essere la foto che arriva dopo, perché ci tenevo a far vedere questa locandina. Ah, perfetto, ok, sì. perfetto. E questa qui, questo anche ti ha dato molta soddisfazione. Sì, Poi tantissimo. Masaniello è un personaggio Certo. importante, tu questi personaggi devi proprio, come si dice, accapare. Andiamo con un'altra foto. È andato in onda su Rai 2 l'anno scorso questo film. Questo film, questo Questo è il film con Philippe Leroy che dicevo nient'altro che noi. prima. Primo film italiano sul bullismo nelle scuole. Ed è stata anche una bella emozione presentarlo in situazioni anche complicate, dove c'erano problemi di bullismo, quindi... Beh, i temi sociali in qualche modo più se ne parla Sì, meglio è è, vero, perché bisognerebbe assolutamente veramente fare, come poi tu sei figlio di insegnante, sai certo, bene cosa sì, significa soprattutto assolutamente nelle sì. scuole. Andiamo con un'altra foto che ci dovrebbe essere, vediamo se... Ok, Ecco così qua. siamo in Addirittura questo d'arrivo. momento, sì, perché purtroppo il tempo veramente Vola, è tiranno, certo. vola e mi dispiace perché io poi mi ero segnata tante cose. Io ho scoperto, ma l'ho scoperto spulciandoti, che solo nel 2017 l'inno di Mameli è diventato ufficialmente Assolutamente sì. tramite una legge l'inno d'Italia. Sì. Non lo sapevo, pensavo bello. che fosse così perché È era un così. inno adottato dalla Ah. Repubblica Italiana, ma non ufficiale. Soltanto 6 anni fa ha avuto questo riconoscimento
ufficiale, nel 4 dicembre 2017. Non lo Sì. sapevo, l'ho saputo adesso, ignoranza mia, ma beh, sai, ci sono poi delle... E poi ho scoperto tante cose, beh, a parte lo sapevo che Goffredo Mameli è morto giovanissimo, Sì. ha scritto l'inno a 20 anni e è morto 2 anni dopo, un Sì, anno, 2 esatto, anni quasi dopo. 2 anni Quindi dopo. come il film di che cosa parla? È proprio improntato su Goffredo oppure parla anche del tutto il periodo storico o Sicuramente proprio sì. della sua vita personale? Ovviamente si parte ho voluto scegliere questa storia di Goffredo, però partendo dall'infanzia, tra l'altro scritta insieme a Caterina Kundenkick, che è anche stata la produttrice del film. Abbiamo scritto a 4 mani e devo dire che parte la storia dall'infanzia di Goffredo, perché lui fin da piccolo ha frequentato degli insegnanti privati, come si usava allora, Certo. che poi già erano molto orientati verso gli ideali che poi Goffredo ha messo nel suo inno e anche nella sua azione Vabbè, in qualche modo ideologica, l'avevano politica, anche proprio instradato. incanalato, Assolutamente certo. sì, ha avuto anche dei problemi. A 12 anni lo stavano arrestando per questi motivi, che lui frequentava Pensate persone a del 12 tempo. anni, Sì. cioè voglio dire la vita prima comunque era più breve, però lui Assolutamente veramente sì. in 20 anni, in No, pochissimo ma la ha cosa che fatto ci terrei molto a molto. dire, se proprio Sì, sarò sintetico sì. nel dirlo, che allora per sventolare il tricolore che si vede qui nel manifesto del film, ho voluto appositamente metterlo, si poteva essere arrestati o addirittura anche uccisi. Quindi Beh, molti quindi ragazzi che qualche- oggi sventolano il tricolore quando l'Italia ogni tanto vince qualche manifestazione, insomma speriamo quanto più possibile spesso, dovrebbero sapere che c'è stato purtroppo chi 150 anni fa ha dato la vita per questo, insomma. infatti, Questo è il vabbè, messaggio. questo a volte sì, Sì, lo si dimentica, ripete, sì. però è difficile far capire a un giovane. Infatti ti ringrazio per essere stato qui perché il tempo è finito, ma ti ringrazio 2 volte perché grazie al film, chiaramente per capire un po' meglio il tuo mondo, io ho scoperto delle cose che sinceramente non sapevo. Mi dispiace non avere il tempo per dirle, ma se voi andate e cliccate, oggi è talmente Certo. facile se uno vuole sapere sulla vita di Goffredo Mameli, veramente scoprite tante cose, ma soprattutto potete andare a vedere il film. Ah, certo, sì. Quindi da dove lo vediamo, a parte... Sì, allora il film, essendo un film qualificato d'essai, io lo sto distribuendo in sale dedicate, uscirà Ok. il 9 a Roma, poi vicino Benevento, Telese, poi Gaeta, Cosenza, quindi abbiamo uscite un po' a campione, però uscirà in tutta Italia da qui Comunque a potete fine andare dicembre. su www.angeloantonucci.it e lì saprete tutto, spero. Esatto, sì, sicuramente Oppure sui sì. social, che è molto semplice, o sul suo, o sul mio, su di chiunque. Qui insomma noi ti Sì, aiuteremo ormai. Grazie, in grazie. qualche modo a divulgare questo film. Grazie mille. Grazie per essere stato qui, grazie Grazie a voi, mille. grazie. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità.